Lorenzo, perché la coscia? Ah, perché per scelta mia è la parte più morbida del maiale e viene una qualità migliore che la spalla o altri tagli. È anche quella più pregiata, quindi è un Sì, po' un diciamo. sacrificio farla diventare prosciutto cotto, o no? Ci vuole un po' di esperienza, passione. Io era una cosa che volevo fare col tempo e ci sono riuscito a forza di prove. Maiale da dove arriva? Maiali, questi qua sono nostrani. Adesso si lega, Sì, adesso la leghiamo per prepararla alla salatura. è tutto a mano ovviamente. Sì, mi piace la tradizione. Anche con questo spago tradizionale così. La vostra è una tradizione di famiglia, quella della macelleria? No, ho iniziato io all'età di 14 anni. E dopo ho lavorato praticamente 11 anni, ho fatto il garzone praticamente. E dopo a 25 anni ho rilevato l'attività dove lavoravo, che era poco distante da qua. E a 35 anni ho acquistato questo negozio qua. Però ho iniziato io, dopo ho inserito i miei fratelli e avanti così. E adesso a questo punto è pronta da salare, questa qui. Salare il prosciutto, ci mettiamo gli ingredienti dentro per il mantenimento, c'è del sale fino, dell'aroma del prosciutto cotto, l'aroma della pancetta affumicata tipo bacon e basta, tutti i prodotti naturali praticamente. Fatto per scelta proprio perché sia una cosa naturale. Come si mettono all'interno della coscia? Vanno sciolti nell'acqua e con una siringa che aspira l'acqua e entra nella coscia per andare in tutte le parti della coscia. È la prassi normale quando si fa il prosciutto cotto? Prosciutto cotto sì, va fatto così. Dopodiché? Dopodiché questo viene lasciato in cella a riposare una settimana perché il sale possa andare in tutte le parti, che prenda il sale, diciamo, tutte le parti della coscia, e poi direttamente in forno a bassa temperatura. E questo è il prosciutto cotto biasiago. Di Asiago. È la prima volta che vedo prosciutto cotto fatto con la coscia, non con la spalla. Hai imparato una cosa nuova oggi. E bisogna accatastare la roba, no? Per forza, obbligatorio. Porco cane. A me non mi sottraggo agli obblighi, scherzito. Giusto? Mi è buono. No, vero? Sbagli allora. No, mi è buono perché ne mangia poco. Stagliamo ancora allora. Grazie Lorenzo. Grazie a te, Eccezionale. Stefano. Ciao ragazzi, buon appetito e buone feste. Altrettanto. Sai ve lo so io, no, vero? Non serve più. No, non serve più, ciao. Ciao.